Design e Territori è approdato ad Agrigento in occasione dell'anno da capitale italiana della cultura, con diversi convegni internazionali e una mostra che si svolge dal 3 giugno al 30 giugno negli spazi monumentali delle fabbriche, un luogo simbolico che unisce memoria e innovazione. L'esposizione, inaugurata il 3 giugno, ha raccontato il design come strumento culturale, sociale ed economico attraverso più di 110 progetti selezionati da tutta Italia, esiti di percorsi di formazione, ricerca, collaborazione tra università, imprese, enti pubblici e comunità. Design e Territori qui ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Due cose in una, un convegno e una mostra. Un convegno dove docenti di tutta Italia, 16 atenei coinvolti da Palermo a Bolzano, si incontrano per dibattere sul cruciale rapporto università-impresa, quindi formazione e mondo del lavoro. E poi la dimostrazione pratica del risultato dei lavori universitari in mostra questa sera alle Fabbriche Chiaramontane alle 18:30, dal 3 giugno al 30 giugno, una mostra in cui sono presentati dei prototipi, progetti selezionati di studenti universitari, quindi progetti che nascono nelle aule universitarie e che vengono poi realizzate da aziende o da enti che investono su ricerca e formazione a vantaggio dei territori. La mostra che sta avvenendo ad Agrigento all'interno della cornice di Capitale della Cultura si trova all'interno di un contesto meraviglioso che sono le Fabbriche Chiaramontane sotto la chiesa di San Francesco d'Assisi. Si svolgerà da oggi 3 giugno fino al 30 giugno e permetterà gratuitamente a tutti coloro che vorranno vedere quello che vuol dire progettazione in tutti i settori del design. La mostra ha 5 sezioni. All'interno di questo contenitore, chiamiamolo contenitore, ma in realtà è un luogo della fantasia, della magia del design, di ciò che vuol dire bello. Speriamo che il nostro concetto di bello vi affascini. Ciao, sono Martina Pannunzio, in arte Martipan, e sono una studentessa di design e cantante. Sono laureata all'Università di Palermo in Industrial Design e adesso frequento la magistrale in design grafico. Mi trovo qui in questa splendida realtà di Design e Territori per aver realizzato 2 progetti che parlano del mio approccio al design. Io ho sempre cercato di coniugare design e la musica, le mie 2 passioni più grandi. In particolare oggi troviamo Unisono, che è un vino nato per i vini di Palermo, che raccontano l'essenza palermitana con un suono progettato ad hoc che si può scansionare e ascoltare per creare una emozione unica ad ogni consumatore. E poi c'è il mio progetto forse più importante e più intimo, che è Paranoia, il mio album che tiene all'interno le mie prime canzoni inedite, di cui ho curato tutta la parte grafica e concettuale, e le mie canzoni saranno presto disponibili su tutte le piattaforme con il nome d'arte Martipan, e potete trovare i miei progetti, così come quelli di molti altri protagonisti di questo evento, alle cantine di Agrigento fino al 30 giugno, quindi aspettiamo voi. Grazie. Sono Fabrizio Fiscelli, il presidente di Associazione Idea, che anche in questa seconda edizione di Design e Territori si vede coinvolta nella promozione e nella produzione del seminario e della mostra che vede coinvolte 16 università italiane e che quest'anno si svolge ad Agrigento in occasione della Capitale Italiana della Cultura, e che mette in mostra i lavori prodotti all'interno dei laboratori di design industriale di queste 16 università italiane. Idea da sempre ha sposato l'idea di collaborare con l'Università di Palermo, con il professore Dario Russo, e di conseguenza poi con la realizzazione di questo evento, proprio perché all'interno del suo staff all'interno delle sue attività porta avanti quelle che sono le promozioni di alta formazione e realizzazione di interventi che incidono sul territorio anche attraverso attività di inclusione sociolavorativa, trattandosi anche di un'agenzia per il lavoro. Ha sposato questa iniziativa dell'Università di Palermo perché crede tantissimo
nei giovani e nella possibilità che questi possano contribuire allo sviluppo del territorio in senso positivo attraverso anche la loro attività progettuale.